Buonasera e benvenuti per questa categoria Levi Under 17 regionale. Si affronteranno Fada contro Terzo Tempo per la quinta giornata di campionato. Aspettiamo le formazioni che scendono in campo. Tutti santi. Minchia, lo sai. Adesso prendi non di omicidi la cazzo. Che non ti ammazzi da solo. Dai. Ma quando si è Non viene male andarla a prendere, che devo sempre in panchina io. Il domatore! Una bottiglietta va bene. Lo sai, Siamo pronti, è iniziata la partita tra Fada e Terzo Tempo. Posso subito il numero 9, Rosario D'Amico. Andiamo! Prova a girarsi il 7. Cambio per Piazza Gabriele. Cerca la palla dentro. In testa, ottimo l'intervento del capitano. Palla a centrocampo, al 6. Andrea. Prova a girare il campo. Fermato, buono l'anticipo. Possesso Terzo Tempo. Ancora possesso per il 16 che spazza via il pallone lungo linea. Ottimo lo spazio. Prova a metterla giù, si gira bene il numero 9. Prova a girarsi, la spazza via il terzino del Terzo Tempo. Anzi, il fallo, scusate. Palla che rimane lì. Protegge bene il pallone. Calcio di punizione per il Fada. Occhio a scappare, Occhio a scappare lo stesso! Andrà Raffadale Alessandro a battere. Occhio a entrare fuori! Ma dove essero? Cross in mezzo. E solo buono stacco di testa. E arriva subito l'1-0 per il Fada. No, poi l'altra partita ha fatto pure gol. Dai! Raga, porca puttana, ancora in aria, dai, sveglia! Andrea! Sveglia! Andrea! Ha segnato Monte con il numero 6. E subito parte fortissimo il Fada. 1-0 e 2 minuti di gioco. Perché il lancio la prende d'esterno, la mette male giù. Prova a girarla, quella che esce fuori. Rimessa a per il Fada. Lunga rimessa con le mani, anticipo di testa. Per Caspazzai c'è un contatto. C'è subito il fallo qui. Gioca! Vieni, insomma. Piazza.
Ti devi mettere subito a posto, Ale. Vedi se puoi giocare, Luca, uomo in linea, davanti, davanti. Lo stesso terzo tempo. Guarda Esce avanti, bene. guarda avanti. Tenta il lancio lungo. Deve proteggere col corpo. Prova a girarsi. Viene fermato. Ottimo il numero 5. A chiudere. Preso il pallone. C'è la spinta con le mani. L'arbitro fischia. Rimessa laterale per il terzo tempo. Battuta, ottimo il colpo di testa. Occhio Andrea! Palla dentro, ancora stacca di testa. Prova a spazzare il pallone. Palla che rimane lì. Spazza malissimo. Possesso ancora terzo tempo. Sulla fascia di destra. Prova a girarsi. Tenta il numero, chiuso. Ancora terzo tempo possesso il pallone. Buona la scivolata dell'intervento. Va a trovare il pallone numero 3 del terzo tempo. Palla che esce. Rimessa laterale, ancora terzo tempo. Oh Andrea, non usciamo! Ok! Quello che dico io allora. E si è fatto in aria. Ottima la chiusura di Monte Andrea. Le marcature! Calcio d'angolo terzo tempo. Al limite, Vella! Al limite, Vella! Dopo il talone. Battuto il calcio d'angolo altissimo. Stacca di testa e butta via il numero 5. Ottimo Piazza a spazzare questo pallone. Allontanare il pericolo. Ancora terzo tempo. Questo è il pallone. Di testa la spizza. Va a proteggere, riesce ad arrivare sul pallone. La palla che esce fuori, rimessa al fondo. Torniamo, dai! Pronto, pronto, Mazza! Dagliela! Secondo dove gioca, Polino! Polino! Prima mi offri il mediano e poi vai da un lato, pronto? Non andare subito, non andare! Occhio, occhio! Possesso Fada. Via, Tomà! Tarantino Andrea. Cerca la palla dentro, palla all'esterno sinistro. Cerca il passaggio lungo, linea, riesce a uscire benissimo. Ma viene anticipato. Poi arriva l'11 a recuperare, ottimo. Bella Giuseppe. E prova adesso a girarsi. Tiene ancora preso il pallone, riesce a giocarlo sulla destra. Alemo Andrea tenta il passaggio lungo linea. Palla che esce. E si è rimessa laterale per il terzo tempo. Oh signore! Stacca di testa. Possiamo speciale attenzione perché qui recupera bene il pallone il Fada, cerca la profondità ma non riesce a trovarla. Prova a anticiparla, sono in due sul pallone. Ed è bene l'8. Ma sarà calcio di punizione per il terzo tempo. Aggressivo per Fadare Alessandro. Questo pallone. Dai, lo sa! Il cross, ottimo. Ottima la chiusura del Fada che adesso c'è campo per andare. Tiene il pallone. Vai Fabietto di così. Lunga per il compagno. Sali! Il Rosario d'Amico per provare a prendere questo pallone improbabile. Riesce però a pressare e trovare una rimessa a favore. Protegge bene il pallone, prova a girarsi. Non c'è fallo, dice l'arbitro. Rimessa laterale per il terzo tempo. Stacca di testa, attenzione perché qui c'è un altro intervento. Ottima la chiusura. Il Monte Andrea, protagonista del gol. Abbastanza maschia, aggressiva. Non ti schiacciare troppo! Fattura rimessa laterale. Spazza via. Numero 4. Allunga il pallone. Rimbalzo che inganna il terzino del terzo tempo. Si era rimessa laterale, già battuta. Cerca in sezione di testa. Arriva il 5 in copertura col gomito alto. Ottimo. Piazza Gabriel qui. Un passo dietro! A Buzzarra abbiamo un'esperienza. Occhio! Il secondo campo. Subito lascia giocare. Ottimo qui il portiere Calò Cristiano. Che la fa sua. Attenta la rimessa lunga.
per D'Amico che la spizza di testa per il suo compagno Zocco Mattia. Non riesce a arrivare sul pallone. Vieni laterale la punta anche! La punta! Sempre in possesso, va impressione numero 7. Attenzione a D'Amico che riesce a anticipare un ottimo pallone. D'Amico è pericoloso lì sull'esterno, prova ad entrare in mezzo a tre. D'Amico c'è contatto. L'arbitro dice che non è calcio di rigore. È contropiede del terzo tempo. Vuole provare il passaggio lungo linea. Prova a girarsi, cambia tutto il gioco. Ma ottimo l'anticipo. Bravo! Nel numero 3 di Noto Davide. Palla lunga sulla sinistra, palla che esce, rimessa laterale per il terzo tempo. Già battuta la rimessa laterale. Impressione il Fada. Ottimo di testa. Può andare D'Amico. Riesce a passare il pallone. Palla dentro per D'Amico che può andare. Anticipo bene. Il numero 4 del terzo tempo. Adesso il numero 6 che vuole provare ad andare. C'è contatto. Vuole tenere il pallone. L'arbitro fischia. Calcio di punizione. Fallo ingenuo di Monte Andrea. A centrocampo. Va a far respirare la squadra. Battuta la rimessa laterale. Calcio di punizione. Palla lunga. Ci stoppa mai il pallone. Può arrivare l'8. Passare in mezzo a 2. Ottimo l'anticipo qui di Sorrentino Luca. Sua palla lunga che va tra le braccia di Calò. E possesso Fada. Che dici? Mi ascoltate. E va bene, non arrabbiamo. Ci va Nicolas, che è quello che l'ha fatto. Messa della battuta, D'Amico di testa. Anticipa. Ok, il terzo tempo, riesce a passare. Rischia qui adesso il Fada, deve difendersi bene. Il numero 20 che lo vuole puntare. Si allunga la palla sulla lungolinea. Chiude bene. Tarantino Andrea. Va bene, buono! Calcio d'angolo per il terzo tempo. Le marcature! Le marcature! Occhio per là! Calcio d'angolo battuto Calò con i punghi. Butta fuori. Qua arriva ottimo l'anticipo qui di Bella Giuseppe che vuole andare in contropiede. Serie di finte. Se ne va Bella. Lungo la fascia. Palla lungolinea per D'Amico. Anticipa il terzino del terzo tempo. Poi ottimo ancora Monte. Alla fischia un fallo. Ci fai giocare o no? Veloce! Già battuta per D'Amico che vuole provare ad andare. Protegge col corpo D'Amico. Prova ad andare via con un tunnel. Fermato ma ancora D'Amico. Lotta, c'è contatto. Arriva infatti il fallo. Adesso è posizione pericolosissima per il Fada. Sicuramente andrà proprio lui su questo calcio di punizione. Gata! Gata! Davide! Oh, casomai ci fa subito. Posizione pericolosissima. Marca! Il mezzo è questo da solo! Vai in mezzo, dai, vai là, vai là, prende, veloce. Il calcio di maschio è un problema. Vai. Calcio di punizione per il Fada. Rosario D'Amico a battere Occhio, la Picciò! posizione defilata. Vediamo se riesce a trovare il gol. Prende la rincorsa. D'Amico il destro prende la barriera. Sarà calcio d'angolo per il Fada. Dai! Occhio! Già battuto. Palla dentro. Stava arrivando la doppietta Bravo, via! di Montandrea. Spazza via il terzo tempo. Adesso contropiede. Può andare via lungolinea. Dai, Luca! Recuperano nel frattempo i difensori del Fada. Prova a girarsi. Ottima la chiusura. Ancora possesso terzo tempo. Prova a girarsi. Chiude bene. Oh, dobbiamo stare Remo Andrea. attenti. Rimessa laterale terzo tempo. Occhio, Andrea! Rimessa laterale in aria. Di testa. Fuori! Ottima la chiusura.
C'è il gamba tesa, l'arbitro lascia giocare. Spazza via, la palla rimane lì. Via adesso. Va a fare Alessandro. Tiene il posto del pallone. Arriva il calcio di punizione per il terzo tempo. Fallo commesso da Zocco Mattia. Oh, Andre, sulla linea, non ti abbassare. Poi 1-0 partita contro il Carino. C'è un problema perché nel pelo non so che Bella, casomai vai tu. Calcio di punizione terzo tempo. Basta, 13 va a battere. Può tentare la conclusione. Signore, occhio alla linea. Ale, nel buco. Dentro questa palla bassa. Andiamo su, Be. Spazza via. Adesso può andare D'Amico con la spizza di testa. Corre D'Amico. Chiude bene il numero 6. Rimessa laterale per il Fada. Ecco la palla per Zocco Mattia. Zocco Mattia! 2-0. Assist dalla rimessa laterale di D'Amico. E Zocco Mattia trova un ottimo destro. E palla che supera il portiere. 2-0 per il Fada. Bravo Matti! Andrea, ancora! Bravo Zocco! Piazza, ancora! Zocco, ancora! Ala, forte! 15 sul cronometro. E Fada già sopra di 2 gol. D'Amico il favorito come marcatore. Ma per adesso ha fatto solo l'assist. È rimessa tra le Fada. Terzo tempo adesso in difficoltà. Ci arriva... Gabriele, leva quelle mani dai fianchi, Gabriele! Questa laterale lunga. Prova a spizzarla di testa. Ancora laterale per il Fada. Oh, Tutta rimessa laterale. Palla che rimane a centrocampo. Prova a tirarla lunga. Non trova nessuno. Dopo con lo scatto di prima. Dicemi qua. Allora. E sale subito a fare Alessandro. Palla lunga. Protegge il pallone ma rischia qui tantissimo. Piazza Gabriel. L'arbitro fischia la rimessa laterale. Calmo Gabriele, gioca Gabriele! D'Amico prova a andare via col corpo. Rimessa laterale per il blu. Lui chiama e tu glieli dai. Devo chiamare pure io allora. Chiamo pure io. Con la battuta da Sorrentino Luca. Con la battuta lunga per Zocco Mattia. Vai, capito? Ed è ancora laterale Fada. Si prende tutto il tempo con molta calma. Tutta rimessa laterale, poi con il corpo il tiro lo sposta. Prende la rimessa al fondo. Il terzo tempo. Alla fine si inizia davanti. E scarpe, bottare la miseria, così. Sali, davanti, occhio. Mettiti davanti, stringi. Basta, stringi. Davanti al 4, davanti. Davanti. È tua, Monte. Chi è questa due? Ma vedi che Spazzaria il pallone. Male, questa rimessa al fondo battuta. D'Amico si ceppa col pallone ma riesce a girarsi potente il destro. Palla dentro per il numero 11. Diceva bene il difensore. Di testa, ottimo. L'aggressività del difensore, del capitano. E prova a girarsi. Attenzione perché rischia qui. Adesso il Fada che ha scoperto. La copre bene.
Di Noto Davide, costretto a fare fallo. Si è rimessa laterale per anzi, un calcio di punizione per il terzo tempo. Fermo! Tara, sulla linea, Tara! Le marcature! Uno davanti, uno dietro. Uno davanti, uno dietro. Mettili davanti, Cristian. Davanti, Cristian. Davanti, Cristian. Lascialo stare, non sei giocati tutte e due, deve stare. Nel frattempo l'arbitro interviene in area di rigore. Qualche tocco di troppo. Se ti metti a casa senza vicino non ci gira avanti. Senza vedere per sapere gol. Non sentire il caso domani la partita di Italia. Signore, occhio alla linea! Vanno fuori gioco! Signore, vanno fuori gioco! Calcio di punizione. Battuto fuori. Calma, Messo al Luca, fondo calma! per il fallo. Vieni qua. Fuori, 9! Prima stretto! Calò la battuta. Batte vicino per il capitano. Fiorentina Andrea. Per giocare, Ale! Cerca il lancio lungo a trovare a Marco. Nel frattempo c'è contatto. L'arbitro lascia giocare. Esce bene Matteo, che vuole provare ad andare. Scusate Monte. Palla per D'Amico lunga che sulla corsa ci vuole provare. Ha molta corsa. Non riesce a prendere questo pallone. Rimessa al fondo terzo tempo. Ana, per andare a giocare a bassa. Vai, poi accorcia un po'. Tomma, pronto a partire, Tommy. Occhio, Monte. Al 12. Vai, è fuori. Rischia qui. D'Amico vuole prendere il possesso ma riesce a spazzare via. Per coprire il pallone. Ma adesso Di Noto Davide. Lo copre, rimessa laterale per il Fada. Il play prima. Palla lunga. Oh, è fallo. Spinta, ma l'arbitro lascia giocare. Ecco qui D'Amico che tenta Bono. Il pallone lungo linea. Aspettalo. Tenta la bucata. Non so perché spazza malissimo. C'è l'otto sul pallone che rientra con l'altro cioppo il destro di D'Amico. L'arbitro fischia. Calcio di punizione. Cristian, sei da solo. Ha fatto un'ottima giocata a Raffadale con la Ronaldo Chop. A rientrare e lasciare lì il difensore fermo. Sarà calcio di punizione per il Fada. Da posizione pericolosissima. Dove la palla ti avvicini prima? Vai Davide! Invece di stare 30 km distante, stai più vicino, dai lo sfogo ai due di centrale. Signore! Vai piazza! 20 sul cronometro, 2-0 il risultato di questa quinta giornata di campionato. D'Amico e Raffadale sul pallone. Occhio, Poli, vai sul 9, veloce! Prepara Raffadale che calcia col destro! Fantastico il gol di punizione di Raffadale. Alessandro che sigla il 3-0 con un calcio di punizione magistrale. Andrea, il primo che bolla va fuori, Andrea! Gioca, dai! Bravo Raffa! Fantastico il gol di Raffadale Il primo che Alessandro. bolla va fuori! Allunga ancora il Fada, terzo tempo in seria difficoltà. Fada che in ogni occasione riesce a fare una buona opportunità. Fada ancora fame e pressa su. C'è sempre il capo alla lunga, ottimo l'anticipo del numero 3 che prende il pallone, poi c'è il recupero del numero 7. Rimessa laterale, terzo tempo,
qui Vella Giuseppe a prendersi questo rimessa laterale. Replay, Tomà, che pensa Dennis qua? Di nuoto alla battuta. Già battuta per affidare Alessandro. Di nuoto. Cerca la profondità. La trova, può metterla in mezzo. Ottimo il cross. Non è respinto. Rimessa dal fondo. Bene. 9 del terzo tempo, ma non c'è fallo. Adesso palla d'esterno per D'Amico. Arriva con potenza Zocco Mattia. La possesso ancora Fada. Ancora Fada Alessandro, che riesce a anticipare bene il pallone. Nel frattempo di testa. Palla che rimane a centrocampo, c'è contatto, l'arbitro lascia giocare. Allarga il pallone adesso dall'esterno del terzo tempo. Palla dentro, cerca la chiusura, arriva Di Noto che spazza via il pallone. C'è nel frattempo D'Amico che di tacco prova ad appoggiarla, ma non riesce a trovare il compagno. Spazza via Di Noto. Chiede calma il mister del terzo tempo. Palla dentro, chiusura ancora una volta di Piazza Gabriele. Adesso con molta calma prova ad uscire il Fada. La palla che rimane ancora lì, di testa il capitano. Spazza via Monte il pallone. Piazza qui non riesce a scoppiare di testa, prova a girarsi il 9. Palla al 3 adesso che può metterla in mezzo. Arriva il capitano che la spizza di testa e fa scorrere il pallone durante questa azione pericolosa. Arriva D'Amico con cattiveria. Ancora terzo tempo in possesso del pallone. Palla lungolinea. Palla che ancora non esce. Rimessa laterale per il Fada. Nel frattempo si interromperà il gioco perché c'è Zocco a terra. Non tornare di nuovo là, è arrivata da lì, vieni che eravamo liberi qua. Vai Ro! Ma quale secondo? Non è arrivata la polizia. Il gioco riprendeva la rimessa laterale del Fada. Di Noto alla battuta, batte lungo, cercare Vella Giuseppe. Ancora rimessa laterale. Vella fa scorrere il pallone. Ecco qui D'Amico. È entrato nel frattempo Zocco. Rimessa laterale ancora per il Fada. Protegge bene col corpo D'Amico. Occhio Tomà, occhio Tomà, occhio Tomà. Di Noto alla battuta. Da in progressione. Forse rimessa laterale il Fada. Batte in mezzo. Palla che rimane lì. Attenzione perché può provare il sinistro, prova il destro. Colpisce a mano il pallone, però con fortuna stava entrando in rete il numero 7 Lemo Andrea. E si è rimessa al fondo per il terzo tempo. Dice già ce l'ha. Alzati Mazza! In pressione adesso il Fada. Lo stesso terzo tempo. Bravi! Arriva dietro Zocco. Anticipa tutto però. Ottima la palla adesso in mezzo. Calma, alzati Cri! Alzati Cri! Era ottima l'idea di Calma adesso, calma! Raffaele Alessandro. Per sempre in possesso in campo con calma. Muoversi! Muoversi la punta se non c'è la punta! Bravo! La pressione Bravo! Sali veloce! il Fada. Prova ad anticipare qui Piazza ma va vuoto. Ottima la finta però di Sorrentino che può andare lungo linea. Questo pallone per D'Amico. Non c'è fuori gioco dice l'arbitro. D'Amico.
Si accentra D'Amico, c'è contatto il destro di D'Amico. Poi ottima la parata plastica del portiere. Ancora D'Amico di testa. Possesso ancora Fada. Palla alta, alza un campanile. Dove non c'è nessuno, rimessa al fondo terzo tempo. Tecnicamente è troppo forte. Solo per una cosa deve essere un po'. Alzati Massa, alzati! Alzati! D'Amico in pressing. Bravo! Bravo! Va bene, va Anticipa bene! bene C'era, Zocco c'era. qui che ha capito l'intenzione Dai che l'abbiamo dell'avversario. presa, subito! Poi Zocco. Alza la testa! Sì, bravo, sali, Mette sali! la palla lungo sali, linea. sali. Va ottima a chiudere. Mamma mia! Guarda con le di Tarantino. Ma dove vai? Palla che esce. Ed è rimessa laterale per il Fada. Oh, mister! Ma mi devi dire quello che devo fare! Ma non l'ho capito! Mi devi dire quello che devo fare! Laterale Fada. Lunga. Dove ci sono solo giocatori con la maglia gialla. Anticipa bene. Riesce bene adesso Di Noto che vuole andare con la corsa. Palla dentro per D'Amico. Tiene bene il possesso D'Amico. Rischia qualcosa. Palla che esce fuori di messa laterale. E ancora Fada. Che tu fischia è colpa mia! Tommy, abbassati un... Ehi, ehi! Flavio! Chiama Flavio in mezzo, Tommy! Di Noto lunga. A Cercare te, Zocco che non riesce a controllare il pallone. La spazza via il terzo tempo. Ottimo il capitano a chiudere. Adesso terzo tempo con calma che allarga il pallone sulla sinistra. Non c'è nessuno su questo pallone. Rimessa laterale Fada. Sorrentino alla battuta. Che cerca Zocco. Trova però bella Giuseppe che viene anticipato dal capitano del terzo tempo. Piccione, vai via! Ancora Sorrentino alla battuta. Vai via! Vado! Palla dentro a cercare Zocco. Anticipato ancora una volta. D'Amico col sinistro va a agganciare questo pallone e ci riesce. Ancora D'Amico. Fa fallo e calcio di punizione terzo tempo. Occhio, scivola, bella! Ma che ben pressione. Ancora una volta la chiusura di Tarantino Andrea. Mettiamoci a posto! Sta facendo giocare il numero 9 del terzo tempo. Luca! Oh, Luca, fai scivolare! Fai scalare! L'amico Paolino. Ale! Occhio! Stavo parlando. Non gioca più. Occhio Puisi! Calcio di punizione per il terzo tempo. Sotto di 3 gol deve provare ad accorciare il risultato. Ma fate che si vede bene in difesa. Battuto il calcio di punizione, basso, palla che schizza via. C'è ancora il capitano una volta a chiudere. Terzo tempo, mette giù il pallone, tenta il destro dopo lo stop. Chiuso. C'è che prende forse una comitata nel volto, ma c'è ottima la chiusura di Piazza Gabriel, che di testa evita tutto mettendo il pallone in calcio d'angolo. Andre, dai! Calcio d'angolo terzo tempo. Nel frattempo Alaimo Andrea a terra ad accusare un colpo al volto che l'arbitro non ha visto. Bella, occhio al limite! Bella, leva quelle mani di lì! Il fatto che un po' che come stia ci potrebbe fare bene. Oh, sulle punte! Sulle punte, il movimento! Oh, il 4 è solo! Vai!
calciangolo battuto, alza bene questo pallone, ancora Piazza, Mettiamoci spizzarla bene! via, È laterale! rimessa laterale. Oh, quello che ti vuole. Allora, tu sei mai prima di un Cristiano. Occhio, non usciamo! Oh, siete che ti cascolare. Ottima la chiusura, Mettiamoci bene! il difensore in blu, altro calciangolo battuto, ancora una volta chiusura, E sali! prova a spezzare il pallone di tacco, rischia poi il destro, Tocco! Te la devi tenere! pericoloso questo tiro, Tocco! da parte il numero 13 Ma che c'è al terzo tempo. Matti, se prendo gol! La devi tenere! Rimessa al fondo Fada, Sei pure una ciana. costruzione dal basso per il Fada, Dice salire un po' Apri, Ale! Tarantina Andrea per Piazza, allarga per Sorrentino, non stai roba, che copre il pallone col corpo, prova a spazzarla, si prende la rimessa laterale Luca, non per tornare indietro! con tanta esperienza qui Sorrentino. No, io non ho parlato, mister! L'arbitro chiede di verdeggiare a Sorrentino che ha preso troppo campo. Battuta lunga, in testa il 13 chiude, poi arriva però si allunga troppo il pallone qui Monte. Sorrentino che chiude, trova bene il numero 8 Raffadale che ha fatto un gol incredibile poco fa, prova a girarsi, gira bene, qui va la Giuseppe, allunga il pallone per Zocco che deve andare in corsa, Zocco mette il pallone giù, mette in mezzo a cercare a D'Amico, palla troppo lunga, palla che esce, rimessa dal fondo per il terzo tempo. Mettiamoci bene! Sì, va. Fabri una cosa, scendi la maglietta. La troietta. Alza la testa! Vai Dennis, parti verso il centro, dai! Parti verso il centro, Dennis! Palla lunga, ancora Piazza una volta a chiudere, Sorrentino mette giù il pallone, si allunga il pallone ma riesce ad arrivare sul secondo, poi cerca il tunnel qui Raffadale che rischia ma vuole provare a recuperare, lo stesso ancora del Fada, è rimessa laterale Ale! per i blu. No, andiamo alla tua, c'è un macello. Chiedi dov'è, Luca? Falla pure c'è l'ombra. Dai, E allora chiamo io nipote. Sorrentino alla battuta, palla lunga, cerca Zocco che non arriva, poi esce bene il numero 6 Monte, adesso D'Amico che vuole provare a centrarsi, si gira in mezzo a 3, gioca vicino a Raffadale che mette questo pallone in mezzo, viene spazzato via dalle maglie gialle, adesso Di Noto protegge il pallone, vuole il fallo Di Noto, l'arbitro lascia giocare, dice di no, contropiede per il terzo tempo, e chiude in tempo Monte Andrea prima che la palla arrivasse dall'altra parte del campo, battuta rimessa laterale, rischia qui la maglia gialla con il numero, prova ad andare via Alaimo, palla per Zocco, viene anticipato, palla dentro, palla troppo lunga, rimessa dal fondo per il Fada che si sta chiudendo bene dietro, lasciando poche possibilità di gioco alla punta del terzo tempo. Dice che stiamo dopo. Sorrentino, Abbassati, Ale! anzi no, scusa, Tarantino, È vero. Di Noto dentro per Bella Giuseppe che non riesce a controllare, poi ancora Di Noto a chiudere, gamba alta, attenzione che qui c'è la gamba tesa del numero 11, infatti sarà calcio di punizione per il Fada. Tarantino alla battuta, Di Noto Usciamola di qua! vuole l'1-2 con Usciamola! Monte ma riesce a trovare D'Amico, Ferma! ancora Tarantino, Bravo, palla Nove. dentro in mezzo, È fortissimo. chiude Piazza, di testa Monte, spizzare per D'Amico che prova a far scorrere questo pallone, ancora D'Amico vuole andare, sarà rimessa laterale per il terzo tempo. Oh, mettiamoci bene! Vieni in mezzo qua! Ale! 38 sul cronometro, battuta lunga la rimessa laterale, spizza di testa Monte,
Attenzione a Zocco, può andare il terzo tempo. Palla dentro per D'Amico che vuole andare, palla troppo lunga. Cercano spesso i due attaccanti del Fada. Ti devi mettere bene, calma. Possesso Piazza. Bravo, apriti Ale. Gira per il Sorrentino che sbaglia l'appoggio. Calma Luca, Luca, calma. Non è successo niente, per il terzo Luca. tempo. Già battuto. Ale, senza mollare, Prova ad Ale. anticipare Montandrea. Oh, che fate tutti e due? Perché il 13 prova a Andiamo. calciare dalla distanza. Andiamo, Palla dentro per D'Amico che vuole andare in velocità. Il numero 4 che è molto più alto di lui, ma D'Amico ha molta più agilità, che prova a girarsi. Ancora D'Amico. Appoggia il numero 7. Alaimo perde il tempo e perde il pallone. Adesso possesso terzo tempo. Prova a chiudere di Noto. Ancora possesso del terzo tempo. Si fa male qui Tarantino. E arriva anche l'ammonizione per la punta del terzo tempo. Con cattiveria. Prende palla e gamba. Anche se chi dice stanno segnando, io No, manco pari. Come c'è? Piazza. Tranquillo, tranquillo, lascialo stare. Tarantino alla battuta. Cerca la battuta profonda. Salta uno. Arriva dentro Zocco, la palla sale, trova tre piedi Zocco. Palla all'esterno, numero 20, chiude bene Sorrentino. Ancora Sorrentino. Tenta di spazzarla, c'è il calcio. Infatti arriva il fallo fischiato dall'arbitro. Ha lasciato giocare per il vantaggio. Ritorni indietro, è lo spazio. Non puoi correre così. A posto di tornare indietro. Puntalo e vai, ma chi ti deve prendere? Ma perché ritorni indietro? No, lo devi puntare là, è la fascia, vai. Sulla linea, oh! Vediamo una parata di Cristiano. Ora facciamo. Calcio di punizione del terzo tempo. Andrea! Alla battuta Sansone. Il regista Rosario, della squadra, a Rosa, quanto vieni al pare. limite, Rosa, vieni al limite, Rosa. Veloce, no? Vai. È tua, Ala! Passa bene questo pallone che passa Fuori! la palla di Manelli. La spazza via dalla tiro la palla di Manelli. Attenzione perché rischiato qui il Fada. Sali, Questa la sali, spazza sali! via. Ale, centrale, no? Mettiamoci a Questa posto! è il terzo tempo. Oh, concentrati! Palla lunga. In testa la spazza via Montandrea. Zocco vince il contrasto. Un po' di forza. Raffadale a spazzare questo pallone che trova l'avversario. Zaniolo. Qua. Zaniolo, io ho messo il Non venire, Avvicina. non venire, non c'è bisogno. Rosario, vieni! Questo rimessa laterale. In testa la spizza. Zocco col corpo e prova a proteggere. Arriva D'Amico. Non devi cercare questo. In testa ancora Raffadale. Non c'è fallo, dice l'arbitro, lascia giocare. Lo stesso terzo tempo arriva infatti qui il calcio di punizione. Chiede il giallo. Bravo, bella! Oh, Ale, ci mettiamo bene! Spatala Tommaso. Ha chiesto il giallo. Che Gabriele? Ah, in questo? È il primo che tu. Ah, Matteo. È il primo quello con tutti. Io sono Calcio di punizione terzo tempo. Ancora una volta il numero 13 alla battuta. Come dicevo prima, Sulla il linea, regista Andrea! della squadra, Fuori gioco, Sansone Andrea! Flavio. Lasciali! Vediamo Ala! se cercherà direttamente il tiro dalla Andale! distanza. Proverà un cross. Ah, Andrea, Squadra che sta vieni tu, ottenendo bene il cambiatevi! risultato. Veloce, Ale, vai! 3-0.
Salto in mezzo, troppo largo, questa palla del colpo di testa del numero 3. Aveva toccato Calo Cristiano il pallone, ma arriva il gol. Attenzione perché qui c'è un parapiglia tra i due giocatori. Cosa mi? Di chi? Oh, tasto io? Vai, dipende, Non lo so chi, non capisco. non devi parare. Vedi che poi sinistra la palla. No, non devi parare, pure se ce ne non la prendevo. 3-1 il risultato nel primo tempo al 43esimo minuto. Un po' sfortunato qui Calo, che aveva toccato il pallone che entra. E tu che devi fare? E tu che devi fare? Che cazzo devi fare con lui? Paolo! Non ti devi parlare! Paolo! Ho capito che ti ha ammonito o no? Va! Scusalo! Hai capito? Se sei capace di fare le cose, se non sei capace di vedere. Dai, oh! 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 3-1. Non ci possiamo dare una sveglia! Oh! Oh! Ci hanno dato uno schiaffo, ora ci svegliamo! Dai, Boli, dai! Palla subito lunga Bolino, ascolta, per Raffadale, il numero 6. Andrea! E poi c'è bene il fallo al portiere. sali! Arriva la palla lunga. Testa Tarantino. Attenzione perché trova il passaggio per Rosario D'Amico, che vuole andare D'Amico è davanti il portiere, aveva recuperato il difensore, ma l'arbitro fischia il fuorigioco. 45 sul cronometro. Mister, non gli dire niente a lui, parla con me, a 5 non gli dire niente. Non te ti sto E parla a me, non gli dire sci. Non dire sci. Non Non dire dire sci. fallo buttare Parla fuori. con me, non parlare con lui. Parla con lui, non parlare con me. Non pensare a me, tranquillo! Dai, Zocco! Fatti fare fallo, fatti fare Zocco, proteggi il pallone col corpo. Bravo, Zocco! Proteggi il pallone ma scivola, ancora Zocco. Tranquillo, lascialo lì! Pressato da due Zocco e prova ad andare via. Prende il calcio di punizione. Già battuto per D'Amico. Tirava la palla alta D'Amico. Fischia l'altro calcio di punizione. Partita adesso che si accende alla fine del primo tempo. Ha preso coraggio il terzo tempo dopo il primo gol trovato. Gioca vicino Ale, occhio, dai Ale! il 13 del terzo tempo. Va bene, Allarga questo lascialo, pallone Luca. malissimo. E palla che esce rimessa laterale. Una battuta Sorrentino. Lunga per Zocco. L'aveva anticipato. Sono invece battuta rimessa laterale lunga. Ottima chiusura di Pizzo. Dai Ale! E finisce qui il primo tempo. Sono a riposare i giocatori dopo il primo tempo abbastanza acceso. Vedremo come andrà il secondo tempo. Ci rivedremo tra pochissimo. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prende un gol a un minuto e 40 secondi, così come è successo la domenica scorsa, solo la domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma un po' fortunoso per via di infortunio del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore
insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo, come dire, siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già, come dire, le situazioni si erano un po' stabilite a favore dell'Icata, però va bene così, dobbiamo imboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve come dire, conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo come dire, di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulo, successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia irripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui l'Icata stava ai professionisti, un derby l'1 maggio del 94, nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte dell'Icata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unico, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui all'Icata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto, il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti dell'Icata e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come l'Icata ti rintanea nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare e naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato, perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi insomma che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti andare sotto è difficile poi riprendere il battone della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha annunciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto risentimento muscolare. Ripeto, finora ci è capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderle nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzi. Per quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con il risultato di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il Mistral Palermo, seguito con il mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico? Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2,
Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo diciamo, stretto il punto perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera povera mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo stenti, quindi il secondo tempo si è diventato un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' un bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano? L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione. Ci risiamo, sta per ripartire il secondo tempo, squadra del Socios in campo. Ed è iniziata. Pallongolini, attenzione per Zocco Mattia che può metterla giù. Palla che pone sulla sinistra, Zocco Mattia vicino al compagno. Tenta il numero, palla che esce, rimessa mettiamoci a posto dal fondo per il terzo tempo. Calcio d'angolo per il Fada. Battuto il calcio d'angolo dentro, spazza il numero 6. Adesso in possesso il numero 8, un calcio d'amico che protegge il pallone, lo mette giù, c'è contatto, l'arbitro fischia. Calcio di punizione, ottimo. Il fallo d'esperienza preso da Amico Rosario. Scusate, ma abbiamo problemi col cronometro. Calcio di punizione per il Fada. Potrà provare a metterlo in mezzo. Uno davanti, uno dietro. Andrea, mettiti davanti. Mette il cross in mezzo, alza un ottimo pallone. Palla che rimane lì, D'Amico che vuole provare a girarsi. Ci riesce ma viene chiuso da due. Ottimo scontro fisico. Protegge il pallone. Rimessa laterale per il terzo tempo. Dai Tomma, dai! Un attimo, davanti, bravo! Il cambio di gioco. Su, Marta,
attenzione perché la palla passa. Bravo! Il passaggio centrale. Ottima la chiusura di Piazza. Bravo, A dire no. bravo! Chiudile! Tenta il destro, colpisce male il pallone. Rimessa dal fondo per il Fada, che tiene i risultati del 3-1. A metà strada, da tutte e due. Così, bravo, stai così. Tira! Impressione il terzo tempo, ma il Fada con molta calma riporta da Sorrentino, anzi scusate, da Tarantino. Vieni, Massa. Di Noto. Prima, Tony! Gioca vicino. Gira, cambia bene il gioco, ma rischia questo passaggio per Piazza, che riesce a trovare il pallone, il numero 9, ma sbaglia. Un'occasione incredibile. Il terzo tempo per accorciare il risultato. Se l'è devorato amico Paolino. Caccio di gamba, forte! Per trovare la doppietta. Si è divorato un gol incredibile. È fatto in possesso del pallone. Quindi spizzarle di testa. Il terzo tempo c'è su questo pallone. Prova a girarsi. Gioca vicino. Al regista ma fa liscio. Anticipa bene Zocco Mattia. Palla lunga. C'è il capitano del terzo tempo a chiuderla. Palla lunga. Zocco Mattia. Spazza via. Il difensore è rimessa laterale per il Fada. Per favore, dai! Oh, ma abitazione fermo molto romano. Ah, Mattia. È a Perché uno dice no, deve ammazzo. No, ma mica sono io, sono loro. Tenere lo scarpe e in mezzo, Monte! sono un po' così che si sono originali. Pozzola rimessa laterale. In testa colpisce il pallone. Bella Giuseppe. Usa il corpo! Calmo, vai la giocata. Che Zocco entra da fuori gioco, non riesce a prendere il pallone. Gioca al terzino. Perde però il tempo. Oh, quando vedi Massa che viene, vai dentro. Il amico se lo mangia. Mazzola rimessa laterale. Salta, Massa, salta! Sì, bravo! Palla che rimane lì. Spazza male, ma arriva bene Piazza. Guarda, mi fa dove c'è Io quello è un tenere messo con me. Il corpo! Il corpo! Ancora Piazza. Che dice di no all'avversario. Non ti tirare, Poi il calcio! difensore che copre bene il pallone. Si procura una rimessa dal fondo. Occhio, Tommy! Occhio, Tommy! Seduto alla droga. È drogato. Tarantino. Spazzato questo pallone per Zocco Mattia, che mette giù il pallone con la coscia. C'è fallo, ma l'arbitro dice di no. E quindi contropiede. Per il terzo tempo. Amico, gira il pallone per il numero 20. Tenta questo pallone lungolinea. Chiuso. L'arbitro fischia. Calcio di punizione per il terzo tempo. Da un'altra posizione pericolosissima. Bella questa punizione in campo. Mi fa capito, io faccio una cosa. Sali Facebook. dai Lukman. Ma chi tanto c'è? Mi chiede David per Lukman. Michele, che David è un metto di fame. Solo un malato di cuore lo può fare. Dai, ci sta, dai. Ci sta. Matti. Oh, Rosario. Calcio di punizione da posizione pericolosissima per il terzo tempo. Non andrà il 13 a battere. Batterà Massa Samuel. Chiama la distanza, la prega, Vediamo se riuscirà a trovare il gol di punizione anche il terzo tempo. 5 gol. Ti conviene per 30 gol in 100 anni. Lukman non me lo deve. Non lo devo sapere lì. Piccione! Non devi contare i passi tu, non ti devi permettere, devi dire la distanza sola. Il terzo tempo può accorciare le distanze. Il destro alto. Esce di pochissimo. Palla che non scende come voleva
È rimesso al fondo Fada. Va bene, Matteo, va bene. Ah, ma ci spara lui quasi potente. Pronti, raga, pronti, occhio, stringere. Lunga questa palla del Fada. Con calo Christian. Spazio di questo pallone. Non arriva di testa il numero 8. Sceglie il 6. Adesso D'Amico. Può andare in velocità, mette il pallone giù. Preferisce controllare con calma questo pallone. D'Amico in mezzo a tre vuole provare ad andare. Trova il pallone lungo linea. Compagno che non capisce l'intenzione. E palla al terzo tempo. Perde il tempo. Attenzione che rischia. Qui palla del Zocco Mattia. La spazza via, la palla rimane tra i piedi. Ancora Zocco. E prova a girarsi. Palla che rimane ancora in campo. Terzo tempo che si prende questa rimessa laterale. Battuta corta. Spazza via. Usciamo il pallone. Chiedi dov'è? Dove, signore? Venuto alla battuta. Vicino. Lo scambio 3-2. Poi di nuovo col sinistro. Di testa Raffaele. Prova a girarsi il numero 11, non ci riesce. Si lamentano per un tocco di mano. D'Amico recupera bene questo pallone. Alza il pallone, la tiene in campo. D'Amico. L'arbitro fischia. Rimessa laterale. Mamma mia che mira! Giocatore! Su! Bravo Cata! Via, ancora lì! Tenta il tunnel, ma rischia qui Raffaele. Le cose semplici servono. Massa, accorcia! La spazza via Prima qui, con il destro. Vai! Attenzione perché tenta il destro a volo. Palla che esce. Dall'altro lato del campo, rimessa laterale per il Fada. Ehi, Massa! Vedi! Occhio, non si gira. Quasi 10 sul cronometro. Bellissimo, non si gira, uno. Non si gira. Zocco non si gira, Mattia. carica dietro. Non vuole farlo girare, ma trova bene il passaggio per il numero 20 del terzo tempo. Eccolo qua, Paolino. Sbaglia e perde tempo. Proteggi il pallone. Rimessa laterale terzo tempo, già battuto. Dentro l'area, chiude bene Tarantino. Adesso palla lungo per D'Amico. Questo è ancora terzo tempo. Apri adesso, alto. Ecco, aperto, alle spalle. Usa il corpo! Vai! D'Amico recupera questo pallone. Arriva uno sgambetto. Vieni qui! Calcio di punizione terzo tempo. 2-1. Flavio, guardami! Flavio! Difficoltà qui il Fada. Terzo tempo che ha preso coraggio. Gioca veloce, ce l'hai, cos'è? L'arbitro fischia e deve ribattere. Ma non abbiamo chiamato niente! Già, in telefoto ma qualcuno ha trovato un video della ballisteria. Ma qua? Bellissimo. Ma guarda, Cristian, oltre la linea. Così, guarda lui, bravo così, fermati là, Cristian. Ecco, vedi che si abbassa. Calcio di punizione terzo tempo. Non riesce a provare a metterla in mezzo. Alza bene questo pallone. Di testa chiude di nuovo Davide. Ce l'hai dietro lo scarico, bravo, mettila. Bravi. Fa impressione a Laimo. Via Catà! Ma chiude bene il capitano Tarantino. Senza Che fallo, protegge bene il senza pallone fallo, col senza corpo. fallo. La spazza Bravo, via. senza fallo. La palla che rimane ancora Senza lì. fallo. Tarantino con un sombrero. Ora sì, è fallo! Arriva il calcio di punizione per il terzo tempo. Alza troppo le braccia Tarantino. Flavio,
girata sta palla, tagliata, non con lo piede, Cristian! Piccio, vai Piccio! Vai Piccio! Tagliata sul secondo. Bene, Fabio. Concentrato. Calcio punizione terzo tempo. Quasi 15 sul cronometro. Sempre senza una flaga alla battuta. Tutti vai ora. Palla che va in mezzo. Altissima questa palla. Palla che esce, rimessa dal fondo. Allora io che sono impegnato solo al momento del gol, poi da lì sono arrivati più tiri in porta. Vieni forte! Di Noto. Forte! Tarantino. Vai Tomà! Gioca vicino. Su! Bene gli scambi tra i compagni in blu. Antice il pallone. Palla dentro adesso per D'Amico, che ha spazio per andare. D'Amico, esce il portiere D'Amico! È arrivato il 4-1 di D'Amico. Finalmente arriva il gol del numero 10 del Fada. Ritorna il risultato di prima con 3 gol di scarto adesso del Fada. Al terzo tempo che deve fare adesso tutto da capo. 4-1 il risultato di questa quinta giornata di campionato della categoria allievi under 17 regionale. Con voglia! Piano! Dai, non lo fai tornare! Bravo! Sali! Cipoli! Dov'è? Chiude bene ancora, adesso Zocco Mattia che prova a girarsi, lungo linea per D'Amico che di tacca appoggia questo pallone per il numero 11. Arriva la chiusura del difensore del terzo tempo. Adesso prova ad andare via Raffadale Alessandro che gioca vicino al numero 2, a Sorrentino. Spazio adesso Piazza per Raffadale che prende un calcio di punizione da un'altra posizione pericolosissima il Fada. Chi c'era con me nello spogliatoio? Nessuno di voi. C'eri Stan? Io mi appena primo tempo. Dice? Pelo. Sto pelo. Allora, Alaimo, vai avanti, in mezzo dai, basta! Calcio punizione. Battuto vicino per D'Amico. Lo frega il rimbalzo. E D'Amico protegge il pallone. Palla adesso via. Contropiede del terzo tempo. Si è aperta il Fada. Palla dentro per il numero 11. Chiude bene. Sorrentino Luca. L'ultimo uomo rimasto per il Fada. Già battuta la rimessa del terzo tempo. Chiude Monte. E può andare via in velocità. Eccolo qua Zocco Gabriele che si gira. Anzi, Zocco Mattia. Va via in velocità Zocco. Fermato poi all'ultimo. Mettiamoci bene, calma, Lo stesso terzo tempo. Mette calma il numero 4 in giallo. Poi il capitano. Ottimo il lancio lungo per poi un amico che prova contro il pallone. Ma chiude bene Tarantino 2 volte. A dire di no. Calcio d'angolo per il Fada. Vuole? Dai raga, dai! Calcio d'angolo terzo tempo. Flavio attacca, Flavio! Mette bene in mezzo questo pallone. Che di testa senza troppa difficoltà. Palla che esce fuori, rimessa dal fondo. La prossima settimana mi sa come per il Fada.
Dai, a posto. Dai, Cristian, mettiti bene. Cristian, a Calò alla battuta. Vedete bene il numero 7 che di testa la tiene in campo. Zocco allarga per il numero 7, poi la lungolinea per D'Amico che in velocità vuole provare ad andare via D'Amico. D'Amico che corre, ancora D'Amico, protegge il numero 6 ma riesce a prendere il pallone D'Amico. Copre il pallone, se lo alza, tenta un numero in mezzo a due. Arriva un calcio, ma l'arbitro non fischia il fallo. Rosario! Tocco! Ma perché siamo così bassi? Attenzione perché c'è forse il fallo qui appunto il numero 8 che entra con il piede a martello. Raffadale. Calcio di punizione per il terzo tempo. Cambia tutto per il numero 17. Palla che scivola via. Posso ancora terzo tempo. Tenta il numero ma rischia tantissimo qui. Adesso contropiede per il Fada che di tacco cerca il passaggio lungo linea. Zocco tenta il tunnel e ci riesce ad andare via. Chiuso, arriva forse il fallo. Infatti arriva qui. Calcio di punizione per il Fada. Bravo Gioco! Mettiti a posto, Gioco! Bella! Non ti voglio vedere con le mani nei fianchi, Bella! Un calcio di punizione del terzo tempo. Mazzola lunga la palla. Chiude bene Alessandro. Palla lungolinea per il numero 9 del terzo tempo. Autore dell'unica rete per i gialli. Fuori gioco. Tarantino alla battuta. Per Piazza. Sai che c'era? Gioca vicino al numero 6. C'è buono scambio tra i due. La palla non gliela trovata nessuno. Sbaglia qui il passaggio, ma ancora Piazza anticipa bene il numero 9. Palla lungolinea per D'Amico che protegge il pallone. Con il corpo D'Amico. Fermato. Attenzione perché qui D'Amico entra con tutte le ruote. Detto tra di noi. Palla che esce fuori, rimessa laterale per il Fada, già battuto. Di testa la spazza. Ancora altro laterale per il Fada. Dobbiamo andare a venire a giocare di qua. Alla battuta Sorrentino. Bello che si gira. Ma oggi questo pantaloncino di Jordan con meno 3 gradi. Direttamente in mezzo. Non c'è nessuno. Eccolo qui D'Amico che può calciare. Vuole puntare ma D'Amico il destro. Chiuso da 3. Ancora possesso Fada. Rischia il numero 6 il passaggio. La palla rimane lì. Vuole andare via D'Amico. Palla dentro per il numero 11 che non riesce a controllare bene il pallone. Bella Giuseppe. Divora un gol. Buona Peppe! Incredibile. Bravo Bella! Sbaglia l'aggancio del pallone. Che viene subito pressato dai difensori del terzo tempo. E palla che esce rimessa al fondo. Già battuta. In pressing. Arriva molto veloce Alaimo. Non vogliono fare respirare i ragazzi del terzo tempo il Fada. Mazzoli verso laterale. Chiusura di Monte. Adesso prova a controllare con il petto il pallone. Rimessa laterale per il Fada. Di nota la battuta. Ancora il numero 6 a prendere di testa un'altra volta. Monte ancora. Anzi no, scusate. Raffadale. Allora arriva qui Sorrentino di testa ma c'è